Perché secondo te i ragazzi qui non resistono? Ma perché non son più disposti a fare tante ore, hanno bisogno del weekend libero per uscire, hanno bisogno dei loro spazi. Beatrice ha 27 anni, da 10 lavora in questa pizzeria, ma soprattutto è una delle ultime 3 persone rimaste che stanno tentando di tenere aperto uno dei locali storici di Vittorio Veneto. I Mansi sono qui da che anno? Dal 71, sono 53 anni. Adesso il 3 novembre facciamo 53 anni, questo locale è aperto. Giuseppe Mansi è il titolare e figlio d'arte, visto che il papà a Vittorio con Alfonso a Treviso ha portato la pizza da Amalfi. Partiti perché lì non c'era lavoro, ora per ironia della sorte rischiano di chiudere perché non ci sono più lavoratori. Negli anni d'oro? Negli anni d'oro erano 15-16. Però voi qui adesso non siete in difficoltà perché manchi il lavoro, siete in difficoltà perché manca personale, nessuno vuole più venire qua. Eh sì, manca personale, non so i motivi, cioè uno è eclatante, quello che la maggior parte sono i giovani che dovrebbero un po' cominciare a lavorare, prendere qualche soldino, ma non hanno voglia il sabato e domenica perché devono essere liberi, andare a divertirsi. E poco ha valso offrire stipendi più che dignitosi. Un cameriere che sa fare il suo mestiere, in base alle ore che fa, ok, però se fa sulle 6-7 ore arriva a prendere anche 2.000 euro al mese, con i 4 giorni di riposo in settimana, eccetera, quello che si fa, 13esimi, 14esimi. A Giuseppe non è restato che appendere questo cartello rinunciando a 240 coperti al giorno per tentare di sopravvivere con pizze consegnate a casa. Non potevo stare tutto il giorno fuori a raccontare la solita storia, allora ho messo il cartello così, perché io voglio fare un servizio, cioè o faccio un lavoro, o lo faccio bene o non lo faccio. Allora dare un servizio scadente, declatante, la gente aspetta, i clienti aspettano tanto, in 3 di noi, dove si gestisce un locale del genere con un minimo 8 dipendenti, e ho preferito chiudere e faccio solo la sera. Ma per Giuseppe questa pizzeria è tutta la sua vita e per questo spera in nuovi arrivi, ma a 2 condizioni. Impegno e disponibilità. Cioè l'impegno è che un lavoro, qualsiasi lavoro, qualsiasi persona deve farlo prima con un po' di amore, con l'impegno, e dopo viene fuori tutto, cioè la paga, viene fuori tutto, viene compensato tutto, non c'è nessun problema.